coro che si è sentito tante volte in questi giorni accompagna Giacomo Cobbato anche nel suo ultimo viaggio dal piazzale di fronte alla chiesa di San Liberale Mauro di Jesolo e poco prima a segnare un contatto tra ciò che è successo dentro e fuori dalla chiesa, tra le letture della cerimonia scelte dalla mamma Valentina, c'era anche il passo del Vangelo di Luca sulla resurrezione. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Un passaggio sottolineato da Monsignor Moraglia. Giacomo appartiene al mondo della risurrezione. 15 anni fa, in questa chiesa, Giacomo Cobbato ha ricevuto la cresima da Francesco Moraglia. Oggi il patriarca di Venezia ha celebrato il suo funerale. Una morte arrivata con una coltellata in corso del popolo a Mestre mentre salvava una donna da un borseggio assieme all'amico Sebastiano. Un gesto di coraggio e amore è stato definito durante la cerimonia. Non è giusto limitare una persona ad un unico gesto, ha detto poi Moraglia, ma è vero anche che ci sono gesti che sono come il sigillo di tutta un'esistenza. Quello che ha compiuto Giacomo è uno di quei gesti che rimane e che rimarrà. A Jesolo e Venezia è lutto cittadino. In chiesa e fuori ci sono centinaia di persone. La bara è stata coperta da un drappo granata con il disegno di un gabbiano color oro. C'è anche un giubbetto salvagente arancione a ricordare il lavoro delle onlus che soccorrono i migranti nel Mediterraneo, a cui saranno destinate le offerte del funerale. Il sacrificio estremo di Giacomo ha destato un'enorme impressione a Mestre, dove 10.000 persone hanno sfilato per ricordarlo. Giacomo ha lasciato un'eredità preziosa, sta ora a chi è rimasto farne tesoro.